aspettiamo il Papa e intanto Prego. E questo lo do a te? lo vedremo in Niente, diretta. niente. Ok. Eccoci, siamo qui con Maria Sì. Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è qui però in rappresentanza per delega del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E quindi, aspettiamo, potremmo mettere anche in diretta, insomma, un giornale che ci fa vedere, se no siamo attaccati al telefonino. In un Ehm, momento così emozionante, certo che poter vedere la diretta sarebbe particolarmente significativo per noi tutti. 267 papi e questo è il 267esimo, quindi una grande emozione. Allora, oggi parliamo intanto di un'altra cosa. Oggi c'è stato il tavolo con le parti sociali sul tema della sicurezza del lavoro. Se possiamo avere un aggiornamento su questo tema, così restiamo anche un po' sull'attualità. Certamente è un tavolo importante, importante per il nostro governo, per il governo Meloni, per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per tutti quei componenti all'interno del nostro governo che si occupano di promuovere il lavoro, ma soprattutto di promuovere un lavoro sicuro. Allora, il 1° maggio abbiamo lanciato questa ennesima iniziativa perché il governo Meloni ha avuto intenzione sempre di festeggiare la giornata nazionale dedicata ai lavoratori con un atto di concretezza e quest'anno quindi sono stati individuati 650 milioni ulteriori da aggiungere ai 600 milioni già stanziati all'interno dell'INAIL per quei bandi che sostengono che cosa? Sostengono le imprese che vogliono investire per tutelare maggiormente la salute, la sicurezza dei lavoratori. Quindi siamo arrivati a oltre 1.250.000 euro. Allora questa iniziativa, quando è stata lanciata dal nostro Presidente del Consiglio, ha visto anche subito il richiamo ad un invito a poterci incontrare con le parti sociali per condividere continuare a condividere come è stato svolto in questi 2 anni e mezzo e ancora di più perché sappiamo che non basta e che anzi va fatto ancora un lavoro maggiore, un incontro con le parti sociali per metterci insieme perché la sicurezza nei luoghi del lavoro è qualcosa che deve richiamare ciascuno ad un atto di responsabilità, ad un'assunzione di responsabilità e sappiamo che i dati sono talmente drammatici a livello italiano, ma in realtà anche a livello internazionale. L'Organismo Internazionale del Lavoro ha restituito da poco delle statistiche che sono davvero tragiche, oltre anche i confini nazionali. E allora nessuno ha la bacchetta magica, nessuno da solo può pensare di affrontare un tema così complesso. Certamente il compito del governo, delle istituzioni per prima, è quello di favorire un'alleanza, una piena alleanza tra tutti gli attori coinvolti e quindi le istituzioni, quindi le parti sociali, le parti datoriali, quindi le imprese, le aziende, il mondo produttivo, che insieme prima di tutto promuovano un'azione di prevenzione, questo è l'atto doveroso, una cultura sempre maggiore della sicurezza del lavoro, a partire dalle nuove generazioni, a partire dal contesto scolastico, una proposta di legge che il governo ha seguito con grande attenzione e poi nella sua approvazione è proprio quella che dedicava all'interno del ciclo scolastico un'attenzione alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi del lavoro, fino ad arrivare ovviamente a aumentare gli ulteriori e di ulteriori iniziative per far sì che possano completare con quelle che già si sono svolte. Insomma, ci tengo a sottolineare che come governo sono stati aumentati in maniera significativa gli ispettori nazionali del lavoro, è stata proposta la patente a crediti, oggi per esempio una cosa che è stata condivisa con le parti sociali è quella di estendere la patente a crediti anche a tutti gli altri settori, oltre che a quello edilizio. Sono state inserite dei piani per poter alimentare questa alleanza fra tutti gli attori coinvolti, quindi i piani integrati proprio legati al piano della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Sono state destinate quindi tante attività che passano dall'INAIL, attraversano l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fino ad arrivare all'INPS ovviamente nel tentativo doveroso di raggiungere l'obiettivo, cioè che nessuna persona
mentre lavora perda la vita e che nessuna famiglia si trovi nella condizione di non vedere tornare a casa un proprio caro. Questa è una nostra priorità, lo deve essere, è una questione semplicemente di umanità, di diritto alla vita, di dignità del lavoro, di rispetto delle persone, e quindi continueremo a farlo con determinazione, sapendo che quello che è stato fatto evidentemente non è sufficiente, e quindi dedicheremo, come ha detto il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tutta la volitività che serve per far sì che in Italia si possa lavorare sempre di più, ma si possa lavorare anche in maniera sempre più sicura. Noi abbiamo intitolato questo ultimo incontro che chiude questa giornata Made in Italy e imprese e familiari, diciamo una ricchezza italiana da sostenere, valorizzare. Adesso non mi ricordo neanche più, comincio a essere anche un pochino bollita. Però il Made in Italy in questo momento c'ha un tema, che è quello dei dazi americani. Ecco che stiamo guardando là, ci hanno messo Sky, non so se ci stanno mettendo che cosa. Cosa sappiamo bene la posizione del governo. Siamo tutti d'accordo, in realtà in Europa siamo tutti d'accordo sul tema che un conflitto commerciale Europa e Stati Uniti è una cosa assolutamente da non prendere in considerazione. In queste situazioni ci vuole certamente pragmatismo, e l'aspetto pragmatico e concreto ci deve portare a aumentare gli accordi di integrazione economica e quindi di interrelazione tra le economie, tra la nostra economia, l'economia europea, quella degli Stati Uniti e in genere. Allora è un momento certamente molto fluido, quindi è una situazione in divenire, ma io credo fermamente che ci possa aprire anche delle opportunità importanti da affrontare dei temi in Europa che non sono rinviabili. E questa condizione quindi ovviamente particolarmente delicata ci pone nella condizione di affrontare temi come la modifica del Green Deal, che è necessario affrontare con una revisione, ci porta ad affrontare anche sempre a livello europeo la questione della semplificazione delle regole. Ecco, Che infatti perché anche oggi qualcuno diceva che c'è tutto un tema legato proprio alla eccessiva produzione di di regole, regole. regulation, ecco, l'Europa si distingue a livello internazionale nel mondo come il contesto che produce regole su regole, che rendono poi più difficile poter operare a chi ha voglia di operare per il bene, per la crescita, per una produzione economica sana che include l'uomo e il benessere dell'uomo, quindi anche a livello sociale. Io credo che l'Europa abbia una grande responsabilità, la culla di una cultura giudaico-cristiana che fa sì che il lavoro sia identità e che sia un mezzo attraverso il quale si possa esaltare il genio, il talento di questa cultura, e che possa portare sempre di più quindi a una produzione che non sia contro la crescita e l'evoluzione dell'uomo, ma che invece esalti l'aspetto umanistico e l'umanesimo stesso della nostra cultura. Allora questa nostra responsabilità fa sì che noi non si possa conculcare con regole e burocrazia questa genialità e questo genio che attraversa l'Europa, e in cui mi permetto di dire che l'Italia ne è un esempio emblematico. E noi abbiamo il dovere, il nostro Presidente del Consiglio l'ha detto molte volte, di permettere di liberare le migliori energie, di non disturbare chi lavora, e questa è una responsabilità e è una partita che si gioca soprattutto a livello europeo. Quindi noi abbiamo intenzione, il nostro Presidente del Consiglio ne ha fatto fin dall'inizio dell'insediamento di questo governo, di continuare a porre queste questioni in Europa. C'è una grande occasione, noi non possiamo rimanere in un immobilismo europeo, ma invece dobbiamo alimentare un dinamismo e utilizzare anche questi passaggi per rivederci, rivedere, alimentare la crescita e fare tutto questo con una visione antropocentrica che metta al centro l'uomo. Ecco,
il Green Deal non l'ha fatto, nel senso che l'ambiente va tutelato, ma l'uomo dentro l'ambiente, un ambiente che non esclude invece la tutela dell'uomo. Ecco, in questo il Santo Padre che abbiamo perso di recente, quindi Papa Francesco, aveva sottolineato quanto il progresso, le diverse transizioni, e quindi la transizione tecnologica, la transizione ambientale, non dovesse dimenticare l'umano. E su questo quindi quanto, fra l'altro, la transizione demografica debba essere una delle transizioni da tenere insieme, con un rapporto tripolare che deve vedere una strategia complessa, certamente con una questione in Europa che è particolarmente cogente, ma che poi riguarda l'Occidente, tutto l'Occidente. E da qui ci sarebbe davvero molto da dire. Ci sono anche tante cose, anche perché gli imprenditori non trovano i lavoratori anche. Esatto, allora c'è un Quindi tema, questo è anche... che non trovi nei lavoratori perché? Allora, l'Italia è la prima nazione in Europa per numero di anziani, la seconda al mondo dopo il Giappone. Noi abbiamo una speranza di vita che è aumentata sempre di più, attualmente abbiamo over 65 pari al 24%, ma abbiamo 21.000 ultracentenari. E dall'altro lato, l'altra faccia della medaglia di questa questione demografica, come sappiamo tutti, è la bassa natalità, cioè il muro dei 400.000 nati che ogni anno viene sempre più a vedere abbassato il numero delle persone che nascono, e quindi poi la difficoltà di forza lavoro, certamente che non esiste oggi, perché il tema demografico è un tema che non è stato governato e che doveva essere governato decenni fa invece, e di cui oggi si pagano evidentemente le conseguenze, e che poi si unisce a un'altra questione: quando diciamo che non troviamo lavoratori, in realtà è perché c'è un problema di mismatching. Noi abbiamo posti di lavoro, ma che in realtà non riescono a trovare lavoratori con le competenze adeguate. E allora c'è moltissimo da fare, però io ritengo che questo governo abbia fatto raccogliendo dei segnali positivi. Qui indubbiamente rilancio quello che abbiamo detto in questi giorni, cioè 1 milione di posti di lavoro da quando il governo Meloni si è insediato, un abbassamento della disoccupazione proprio tra i più giovani dell'8%, un aumento dell'occupazione femminile che arriva oggi con un record e supera il 54%. Certo, glielo dico, insomma, tra donne e da donna, io penso sempre a quelle circa 46, quel circa 46% di donne che invece ancora non ha un'inclusione nel mercato del lavoro, e che evidentemente sono un problema, anche perché tutte le indagini, gli studi ci dicono che se le donne venissero maggiormente incluse nel mercato del lavoro e ci fosse quindi una pari dignità nell'ingresso nel mondo del lavoro donne e uomini, noi avremmo un aumento del PIL del 12%. Certo. E quindi in realtà oggi la sfida della crescita, dello sviluppo passa soprattutto per un'inclusione delle donne nel mercato del lavoro, e certamente anche dei giovani, e su questo e per questo ci stiamo lavorando. Allora, io le dico, la strada e i dati ci dicono che è la strada giusta, i dati ci dicono che stiamo ponendo in essere delle iniziative che hanno senso. È ovvio che non è abbastanza, è ovvio che non è questo l'obiettivo ultimo da raggiungere, ma siamo assolutamente consapevoli che dobbiamo battere su questo e quindi alimentare sempre di più. Abbiamo Osservando tanti che giovani che però vanno via e restano via. Esatto, Come facciamo a farli? guardando che cosa? Guardando dentro e fuori, guardando sia nella politica dell'interno, e quindi, ma anche nella politica estera. Guarda, il nostro Presidente del Consiglio spesso viene accusata del fatto di dedicare più tempo alla politica estera che non alla politica interna, e io credo che sia una visione molto miope. La politica estera è politica economica, la politica estera è politica interna, la politica estera è crescita, credibilità della nostra nazione e aumento del PIL. Lo vediamo perché il lavoro straordinario che è stato fatto in questi anni per riposizionare l'Italia all'interno del panorama europeo, internazionale, mondiale, e di dare segni consistenti della sua credibilità, ha fatto sì che noi raccogliessimo tanti dati positivi. Abbiamo scalato la graduatoria dell'export, siamo arrivati alla 4ª posizione nel mondo, abbiamo un export
extra europeo che ha raggiunto un record di 305 miliardi, nel settore agroalimentare che quando parliamo di Made in Italy è un'eccellenza, ha raggiunto il record di 67 miliardi e oggi noi per far crescere la nostra nazione dobbiamo guardare certamente la produzione e aumentare ovviamente il potere d'acquisto delle famiglie, aumentare certamente i salari, ancora di più di quello che si è registrato in questi ultimi anni, ma certamente dobbiamo anche spingere nei rapporti internazionali e bilaterali con le altre nazioni. Gli ultimi risultati che abbiamo portato a casa, il nostro Presidente del Consiglio attraverso il rapporto con gli Stati Arabi Uniti, con un investimento degli Stati Arabi Uniti di 40 miliardi. Domani mattina avremo ospite Ho qua l'ambasciatore Ho degli visto Emirati Arabi è davvero un Uniti. grande piacere. E l'altro poi l'accordo con la Turchia. L'Italia diventa il primo partner commerciale nel Mediterraneo e questi sono segnali concreti, queste sono risposte concrete che si danno all'Italia, che si danno agli italiani, ai lavoratori, che si cercano di dare alle imprese, ovviamente, che hanno bisogno per poter continuare a fare quello che fanno in maniera eccelsa, perché le imprese italiane e le imprese a cui voi dedicate spazio, che sono le imprese familiari, sono la spina dorsale dell'economia italiana. Qui c'è stata adesso abbiamo soltanto un minuto e stiamo guardando anche là se aprono, magari se aprono lo mettiamo anche qua. E c'è una richiesta anche di agevolare però i passaggi generazionali da parte del governo, di fare ulteriori passi in questa direzione. Il passaggio generazionale è sicuramente un tema importante e particolarmente sensibile. Io credo che più che un passaggio di testimone noi dobbiamo avere la capacità di pensare ad un'alleanza tra generazioni. Guardi, io mi sono occupata della riforma anziani per il governo Meloni, il Presidente del Consiglio ha affidato a me questa riforma epocale. E ho potuto approfondire attraverso anche il confronto con tanti interlocutori del mondo della scienza, della medicina, come oggi ci troviamo in un'epoca molto diversa rispetto agli anni 90. Basti pensare che un 65enne oggi ha gli indici da un punto di vista proprio della sua salute che sono simili a quelli di un 45enne del 1990. Però no, sono contenta perché Immagino lei sia diciamo contenta. sto in quell'età lì, quindi Immagino che sia contenta. E questo non lo dice il governo italiano, ma lo dice la ecco. scienza. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Prevost, l'americano. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Bene. Questa è È una notizia. una sorpresa. È il primo papa americano. Primo papa americano, sì. E tra l'altro lo conosco molto bene, quindi Bene. ne abbiamo nome ha Direi scelto? che Leone XIV. Che dire, facciamo i Leone nostri migliori auguri al l'ultimo nuovo Papa, Papa, nella speranza che possa continuare a ispirare Leone noi tutti XIII, per era una uno dei visione della pontificati politica più- che sia capace di dare dignità Eppure all'uomo, nessuno avrebbe che scommesso possa sul Papa sempre americano, far sì Eminenza, o che sbaglio? noi si No, cresca da un noi punto di avevamo vista pensato, economico, ma anche i non giornalisti dimenticando mai l'aspetto avevano sociale, pensato culturale, quindi l'importanza a lui di tra i poter candidati, condividere però l'analisi. in questo caso grazie è e per chi ci sta vedendo da una casa ci vediamo sorpresa. domani mattina alle No, 9 adesso precise. Arriverà. Grazie a c'è tutti. la- Arrivederci. ma a veramente un Ciapolini. uomo molto 69 anni. sì. Americano però con origini francesi, spagnole.